Queste non sono immagini d'archivio, si riferiscono alla giornata appena trascorsa, con le comunità bengalesi di tutto il Veneto che si sono date appuntamento a Mestre, qui al Palaplip di via San Donà. Un fiume di migliaia di persone si è riversata davanti al piazzale della struttura dopo aver ricevuto questa lettera di convocazione per il rinnovo dei passaporti con il console. Ho detto che venite tutti, fanno passaporto, certificato, tutti quanti, eccetera, eccetera. Quindi è arrivato tutta la gente e dopo, un'ora dopo, da tutti chiuso. Perché eravate troppi? Sì, Quanti eravate? Più di 2000, 2000? così, almeno 2000, sì. Pensavamo ne arrivassero al massimo in 400 e altrettante per la giornata di domani, domenica, dicono dalle forze dell'ordine. Noi venuto di 5 di mattina qua fino ancora, Da che ora eravate qui? dalle 5 di mattina. Il clou del caos specialmente dalle 8 alle 10 del mattino, quando in contemporanea i centralini di questura, carabinieri e polizia locale venivano subissati dalle richieste di intervento di numerosi cittadini, preoccupati pure per l'emergenza sanitaria che si era venuta a creare per via del maxi assembramento di gente, arrivata anche da Verona, Rovigo e Padova. Noi venuta da Treviso. E poi cosa è successo? È arrivata la polizia? Polizia, dopo chiuso tutti, però doveva sapere prima. Prima del Covid questi appuntamenti si prendevano online, ci racconta Faira. Però adesso non li danno più online, cioè non rispondono. Quindi adesso, dato che c'è stata questa occasione in presenza, tutti si sono accumulati qua per venire a rinnovare e risolvere i problemi, però per l'ammasso di persone è saltato tutto. Qualcosa è decisamente andato storto e non soltanto nelle parole di Zirul, bensì nel cortocircuito delle informazioni tra chi avrebbe dovuto coadiuvare e gestire questo immenso flusso di persone, che si è vista sospesa anche la prevista attività di rinnovo di passaporti per la giornata di domani, in attesa di predisporre un adeguato piano di gestione nel rispetto delle misure di contenimento al Covid.